La gente risponde che pur di venire fuori sono disposti anche a pagare 200 euro di multa pur di regalarsi una serata fuori. Raccontano con orgoglio della solidarietà dei clienti in questo ristorante di Montebelluna. Poter contare su una quindicina di prenotazioni per la sera gli ha dato la forza di aprire quest'oggi anche a pranzo, in quell'azione di protesta preannunciata da diversi giorni. Lo facciamo perché forse è arrivato il momento di tirare fuori la testa dalla sabbia e continuare a guardare avanti sempre a testa alta e non nascondersi dietro un filo di paglia. Che nello specifico è la sottile differenza tra chi deve tenere chiuso e chi invece può lavorare. Una protesta perché a fronte di altri paesi come la Germania, qui i ristoratori stanno continuando a pagare senza avere entrate. I conti a casa mia si fanno giustamente con quelle che sono le entrate e le uscite. In questo momento qua noi siamo disposti, io principalmente, a tenere chiuso fino anche all'inizio dell'estate, ma qualcuno deve aiutare chi in questo momento qua ha sempre avuto rispetto nei confronti di chi in questo momento qua mi governa. Porte aperte quindi intanto a chi è venuto a prendersi il pranzo, che commenta così la protesta. Cosa penso? Che è legittima. È legittima. Sì, troppa confusione. Poi il ritorno, seppur in piccolo, della clientela di sempre, rappresentanti e qualche autista, anche loro presenti rischiando in proprio 200 euro di multa, soprattutto per solidarietà. Perché limitare così tanto la ristorazione rispetto al fatto che potrebbe essere un reale luogo controllato molto più di tanti altri luoghi come i supermercati, i centri commerciali e quant'altro? Quindi io sono solo che favorevole a ciò che state facendo e vi sostengo. È una piccola forma di protesta per cercare di dare una svolta e un aiuto a questi amici ristoratori. Secondo lei cambierà qualcosa con questa protesta? No, non credo, però se non si inizia da nessuna parte mai si andrà da nessuna parte.